Buonasera, le principali notizie. A Catania incendio doloso distrugge la biblioteca dell'Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi al villaggio Sant'Agata, forzata la porta d'ingresso. Incidente fatale sulla Palermo-Sciacca, morte madre e figlia, deceduto anche un 28enne a Catania. Chiedono un passaggio ad un automobilista e tentano di rapinarlo minacciandolo con una pistola a salve, arrestati 4 minorenni a Catania. All'allarme delle imprese edili in Sicilia per il caro materiali, a rischio 755 cantieri per 14 miliardi. Appello dell'ANCE, la politica e alle istituzioni. Calcio Serie C, Catania domani in campo a Picerno per difendere il primo posto in classifica. Toscano le prese con diversi dubbi di formazione per i tanti indisponibili. E domani al Barbera si gioca Palermo-Carrarese. Pippo Inzaghi smentisce le voci di frizioni con l'attaccante rosanero Brunori. Eccoci, benvenute e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Dunque oggi niente scuola, l'Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi del villaggio Sant'Agata di Catania. Un incendio doloso ha devastato la biblioteca della scuola. La procura ha aperto un'inchiesta. Adelaide Barbagallo. Un gravissimo incendio di natura dolosa ha danneggiato la biblioteca dell'Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi al villaggio Sant'Agata di Catania. Le fiamme dal secondo piano hanno invaso il corridoio e i detriti, le scale e precipitati assieme all'acqua degli idranti ai piani inferiori. Qualcuno ha forzato le porte e ha appiccato il fuoco. Uno scenario davvero desolante è apparso agli occhi di chi con passione ha sempre lavorato e creduto nella formazione degli alunni del quartiere. È andata distrutta la biblioteca che avevamo costruito con tanto amore, con tanto affetto e con tanta dedizione, dedicata soprattutto alla nostra piccola Alessia. Non è rimasto nulla, ma noi non ci scoraggiamo, noi siamo come la Fenice, risorgiamo dalle nostre ceneri, letteralmente, e immediatamente abbiamo allestito un allestimento temporaneo con una nuova biblioteca, con i libri che avevamo qui a scuola. Salve le aule, così come il laboratorio di percussioni, i cui strumenti verranno spostati. L'allarme è stato lanciato poco dopo la mezzanotte. I primi ad arrivare sono stati i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che hanno anche tentato di domare le fiamme con gli estintori della scuola. In pochi minuti sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che sono riusciti a spegnere le fiamme. La procura ha aperto un fascicolo. I rilievi della polizia scientifica non lascerebbero dubbi sulla natura dolosa. Da ogni parte attestati di solidarietà sono arrivati a una scuola da sempre impegnata con i più piccoli. E ancora sangue sulle strade siciliane. Questa mattina un incidente mortale sulla Palermo-Sciacca. Infatti sono decedute madre e figlia. E altro incidente mortale ieri sera a Catania. Sentiamo Marco Bullà. Nuovo drammatico incidente sulla Palermo-Sciacca nei pressi dello svincolo per Altofonte. Il bilancio è pesantissimo, 2 morti e 3 feriti. Le vittime sono un infermiere e la madre, morte sul colpo Valeria Saveria Di Giorgio di 52 anni e Angelica Ganci di 78 anni. Le 2 vittime originarie di Pioppo, vicino Monreale, sono la moglie e la suocera di un agente della polizia penitenziaria. Sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Lo scontro è avvenuto tra 2 auto nella zona di Altofonte. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Palermo dai sanitari del 118. L'incidente è avvenuto tra 2 Volkswagen Golf. La prima stava procedendo in direzione Sciacca con alla guida l'infermiere e come passeggero la madre, che si sono scontrate sulla corsia opposta, impattando frontalmente con un'altra Volkswagen Golf che stava procedendo in direzione Palermo e aveva a bordo 2 diciannovenni di San Giuseppe Jato. Un impatto violentissimo. L'ennesimo incidente mortale riaccende le polemiche sulla sicurezza della statale 624, tristemente ribattezzata strada della morte per l'elevato tasso di incidenti. Mortale ieri sera anche a Catania. Nello scontro tra 2 auto ha perso la vita un giovane di 28 anni. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre i passeggeri dalle macchine, oltre alla polizia e il 118. Secondo una prima ricostruzione, la vittima viaggiava in direzione di Siracusa e all'altezza dell'hotel Le Dune avrebbe invaso la corsia opposta dove arrivava l'altra auto. A Catania chiedono un passaggio a un automobilista e tentano di rapinarlo minacciandolo con una pistola a salve. Sono così stati arrestati 4 minorenni. Lorena Dolci.
Sembra una pistola a tutti gli effetti, ma è a salve. Una gang di minorenni, 2 sedicenni e 2 diciassettenni, l'avevano usata poco prima per rapinare un automobilista in una via del centro storico di Catania. Poi avevano abbandonato l'arma nel vano di questa pompa antincendio. Il film della rapina è stato ricostruito dai falchi della questura di Catania, guardando i sistemi di videosorveglianza della zona. In 2 chiedono un passaggio all'automobilista, poi uno estrae la pistola, all'intima di scendere dall'auto per rubarla, l'altro, seduto sul sedile posteriore, lo colpisce da dietro. Nel frattempo, a dare manforte ai 2 ragazzi arrivano altri 2 complici a bordo di uno scooter rubato che piantano in mezzo alla strada per bloccare la vettura. Il conducente scende dall'auto ma si porta le chiavi, i 2 iniziano a rovistare alla ricerca di oggetti da rubare, poi presi dal panico fuggono in direzioni diverse. 2 vengono fermati dai falchi perché sfrecciavano a tutta velocità. Loro stessi hanno permesso di rintracciare i complici. Tutti e 4 i minorenni sono stati condotti in una comunità. Allarme delle imprese edili in Sicilia per i cari materiali, a rischio 750 cantieri per più di 14 miliardi di euro. Sentiamo Luca Ciliberti. In Sicilia a rischio 755 cantieri edili per 14,2 miliardi di euro. L'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili lancia un allarme e chiede aiuto alle istituzioni. Si tratta di appalti che non hanno la possibilità di adeguamento prezzi e che quindi rischiano di subire rallentamenti o interruzioni. Le cause principali sono i pesanti ritardi nei pagamenti dei ristori per il caro materiale degli anni precedenti e la mancanza di stanziamenti per coprire il fabbisogno di tutto il 2025 e per il 2026. Siamo veramente preoccupati perché questo è vitale per la prosecuzione dei nostri cantieri. Le imprese sono in sofferenza naturalmente perché avanzano ancora il pregresso e quindi per riuscire a continuare e completare i lavori, tanti di questi lavori sono il PNRR, necessita di una proroga della misura e di un reperimento delle risorse per quanto riguarda il vecchio. Secondo i dati Istat, i prezzi di realizzazione delle opere sono aumentati del 30% rispetto alle previsioni di gara, trainati dai rincari dei principali materiali da costruzione che rimangono su livelli molto elevati rispetto al periodo pre-Covid. L'acciaio, ad esempio, è aumentato del 30%, il bitume del 49%, il rame del 65%. Il nostro è un appello accorato alla politica affinché si possa trovare possono trovare ristoro le imprese esecutrici dei lavori e possa trovare una proroga alla misura per gli anni a venire, soprattutto per il 2026 e il 2027. La Sicilia è maglia nera nazionale, da sola rappresenta il 15% degli importi dei lavori non coperti, precede addirittura la Lombardia che pesa per il 13%. Nonostante le difficoltà di cui si parlava nel servizio, la Sicilia cresce più del resto d'Italia, secondo il rapporto Svimez sul Mezzogiorno, però gli indicatori positivi non fermano e non frenano l'esodo dei giovani. Lorena Dolci. La Sicilia cresce, ma i giovani continuano ad andare via. È il quadro che emerge dal rapporto Svimez su economia e società nel Mezzogiorno, che si intitola Libertà di partire, diritto di restare. Tutti gli indicatori mostrano segnali di ripresa, anche il tasso di occupazione, ma non si frena il vero e proprio esodo dei ragazzi. Secondo il report, nel 2024 la Sicilia aveva avuto un aumento del PIL dell'1,6%, l'industria un più 2,6%, i servizi spinti dal turismo un più 1,4%. Nel quadriennio la crescita è arrivata a sfiorare il 12%, superiore al resto del sud. Cresce l'occupazione che però rimane precaria, con un tasso del 20% di contratti a termine rispetto alla media dell'Unione Europea che sfiora il 13%. Questi aumenti fanno però i conti con la perdita del potere di acquisto dei salari. Il risultato è che in Sicilia quasi il 41% delle famiglie è a rischio povertà. Negli ultimi 4 anni dalla Sicilia sono partiti 44.000 giovani tra i 25 e i 34 anni, sottraendo alle università siciliane ben 132 miliardi di investimento che sono finiti nelle casse degli atenei del nord. Dove puntare allora per migliorare l'economia e rendere la Sicilia attraente per i giovani? Svimez indica, oltre al tradizionale agribusiness, l'elettronica, l'informatica e le energie rinnovabili. Acceso stasera a Catania all'albero
di Natale in Piazza Università. L'alunna dell'Istituto Comprensivo Mario Rapisardi ha acceso le luminarie e poi, assieme agli altri alunni, ha intonato i canti natalizi. All'inaugurazione l'arcivescovo Renna, il questore Bellassai e il prefetto Signoriello e anche ovviamente il sindaco Trantino. Adesso lo possiamo sentire. Catania deve essere considerata da tutti come una grande famiglia, dimenticando a volte le logiche della contrapposizione, della polemica a tutti i costi. Catania è una città che vorrebbe da sola camminare e produrre per quel che sa fare, ma questo dipende da noi cittadini e noi con questa accensione di luci oggi ci stringiamo idealmente attorno a tutti i catanesi nella speranza che comprendano il valore di cosa significa essere comunità, di cosa significhi stare insieme, di cosa significhi lavorare tutti quanti dalla stessa parte. Ci fermiamo una breve pausa, poi andremo a Librino dove è stata inaugurata una piazza dei talenti. Nel quartiere di Librino a Catania oggi è stata inaugurata una sede all'aperto dedicata ai giovani talenti, ma Piazza dell'Elefante, scelta per l'evento, si è risvegliata trasformata in una discarica abusiva. Ci dice tutto Desiree Ferlito. Aggregazione, amicizia, energia, ma purtroppo anche incuria. Siamo nel cuore di Librino, quartiere difficile di Catania, dove per i giovani diventa facile rinascere. È bella perché è una riunione che possiamo stare tutti insieme. Che ci possiamo vedere, possiamo anche giocare. La pallavolo, il calcio, ognuno qua libera i propri talenti quando viene. Tra arte, sport e momenti di incontro, come quello di oggi, l'inaugurazione di Piazza dell'Elefante a Librino, rinominata Piazza dei Talenti, della nuova pista skate che completa un intervento di rigenerazione che oggi vede la nascita del più grande Gravity Park della città. Questo progetto mira al rendere protagonista l'adolescente. Stand sportivi, artistici, formativi, dove i ragazzi hanno un'importante possibilità, guardare al futuro con ottimismo. La cosa che ti piace di più? Pettinare, fare le trecce. Grazie a queste iniziative sai che stai imparando? Sì. Promossi i giovani e la loro energia, bocciata l'amministrazione comunale. Ad accogliere l'evento una piazza sporca, dove l'incuria salta subito all'occhio anche dei meno attenti. Erbacce praticamente ovunque e una montagna di rifiuti maleodoranti proprio all'ingresso della piazza. L'arte cozza con la dura realtà, dove purtroppo non basta un colpo di pennello per creare bellezza che duri nel tempo. Per gli spettacoli Ficarra e Picone tornano ad accompagnare il Natale degli italiani e lo fanno con una commedia fantasy che però prende spunto dalla realtà. La miniserie, in uscita il 5 di dicembre su Netflix infatti si chiama Sicilia Express, sì, proprio come il treno promozionale che la regione siciliana attiva a Natale. Ma ad unire l'Italia per Ficarra e Picone non è il ponte sullo stretto, ma un cassonetto magico della spazzatura. Sentiamo Eva Spampinato. Mare veramente su quanto costa una tratta aerea se parti con l'aereo, anche perché del treno proprio non se ne parla, perché i treni insomma, hanno tempi biblici e quindi quando vi parlano dell'alta velocità da noi non c'è. Esatto. Noi siamo quelli del pian terreno che pagano l'ascensore. Esatto. Sappiate. Nel loro Sicilia Express non è un ponte ad unire l'Italia, ma un cassonetto magico. Noi siccome spesse volte ci fermiamo a guardare i cassonetti con ammirazione perché stanno scomparendo i cassonetti. Cioè, il fatto della differenziata, queste cose. Noi guardando un cassonetto un giorno abbiamo detto ma quanto sarebbe bello infilarsi in questo cassonetto e spuntare a Milano. Questi cassonetti magici che uniscono l'Italia sono l'idea per poi parlare di questa differenza di velocità che ci sono tra queste due Italie. Non c'è differenza tra un milanese e un siciliano, ma c'è differenza nelle strutture, nelle opportunità e quindi questo genera sicuramente comicità. Il duo comico siciliano torna su Netflix dal 5 dicembre. Nel cast, fra gli altri, anche Barbara Tabita e Katia Follesa, Max Tortora e
È morto a 90 anni padre Salvatore Resca, viceparroco della comunità Santi Pietro e Paolo di Catania. Da sempre un prete in prima linea, impegnato contro la mafia, la corruzione, i rischi della devianza minorile e poi, dagli anni '80, infaticabile animatore politico con il movimento di società civile Città Insieme, un'attività costante e straordinaria che ha dato un contributo fondamentale alla crescita culturale della città. Aveva fondato anche con orgoglio il coro polifonico Imago Vocis. Ha svolto il suo ministero quasi sempre a Catania, 15 anni con i salesiani, poi nella diocesi. I funerali saranno domani alle 16 nella sua parrocchia Santi Pietro e Paolo. Una breve pausa, poi apriremo la pagina dello sport con il calcio, gli impegni che attendono Catania e Palermo. Eccoci al calcio, il Catania domani in campo a Picerno, dove alle 14:30 giocheranno per difendere e magari consolidare il primo posto in classifica. Toscano però è alle prese con un paio di dubbi di formazione proprio per le diverse assenze di gruppo. Francesco Triolo. La partenza questa mattina prima di pranzo, un viaggio lungo, quello che il Catania affronta per la trasferta di Picerno, dove domani i rossazzurri vogliono confermarsi e confermare quel primo posto riconquistato in coabitazione con la Salernitana. La partita è insidiosa, il Picerno sta cercando di tirarsi fuori da una situazione difficile. Mimmo Toscano ha avvertito la squadra, ha chiesto di disinteressarsi delle altre gare, di pensare solo alla partita del Donato Curcio. Del resto, le trasferte di Cosenza, Cerignolo, Casarano sono state di insegnamento e bisogna dimostrare di aver imparato la lezione. Le assenze peseranno ed è questo il momento in cui, per sopperire al vuoto creato, occorre che tutto il gruppo sia disponibile al sacrificio, con una predisposizione anche mentale ad adeguarsi e adattarsi alla situazione. Serve il contributo di tutti i ragazzi, anche di chi gioca meno, ha detto Toscano, che già nell'ultima partita ha ricevuto risposte importanti da gente ad esempio come Allegretto, che punta a giocare ancora da titolare, soprattutto perché è un ex. Il nodo può essere Quaini al rientro dalla squalifica. La sua duttilità tattica potrebbe indurre Toscano anche a farlo partire dalla panchina per poi impiegarlo dove e se ci dovesse essere necessità. Per il resto non dovrebbero esserci grandi novità, ma lo scopriremo domani con diretta stadio che partirà dalle 14 con 3 ore di live dal Donato Curcio per seguire insieme la partita e ascoltare le parole dei protagonisti nel post gara. Nessun problema con Brunori, perentorio il tecnico del Palermo Pippo Inzaghi sulle voci di frizioni con l'attaccante rosanero. Intanto domani al Barbera arriva la Carrarese. Marco Gullà. Ha chiarito che con Matteo Brunori non c'è stata nessuna frizione, che il Palermo non sta dando il massimo e che quindi occorre una vittoria per scacciare ancora una volta i nuvoloni di crisi. Pippo Inzaghi, alla vigilia del match contro la Carrarese al Barbera, parla anche della fascia di capitano assegnata a Bani. Brunori è il capitano di questa squadra, meritatamente, perché si comporta sempre in modo eccezionale, per cui non ho bisogno di mandare nessun messaggio. Ho fatto capitano Bani perché Bani, siccome ha giocato 300 partite in Serie A, voglio che si prenda la responsabilità di alzare il livello. Visto che le ultime partite non sono state all'altezza, ho solo fatto questa scelta perché penso che sia una scelta normale dare una fascia a un giocatore che deve darci tanto, che deve trascinare i compagni, come sono io che sono nuovo, come lo sono i nuovi che sono arrivati, soprattutto i più esperti, da Augello a Giasi a Palumbo. Inzaghi traccia la strada per uscire dalla strettoia in cui si è infilata la sua squadra. Penso dalla mattina alla sera come fare a questa squadra il salto di qualità, probabilmente dobbiamo creare ancora una base solida. Non so se ci vorrà qualche mese in più di quello che ci eravamo preventivati, io so che col lavoro arriveremo dove dobbiamo arrivare perché qua non manca niente e vi assicuro che quando perdiamo qui dalla società in primis tutti stanno male, c'è un supporto incredibile nei miei confronti, sento una stima incredibile girando la città come se stessimo vincendo tutte le partite e questa responsabilità mi galvanizza. Ranocchia torna a centrocampo, potrebbe essere affiancato da Segre, Palumbo e Vasic sulla tre quarti alle spalle di Poyampalo, possibile panchina per Brunori e Leduaron, domani start alle 19:30. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buona serata.